Allora io la ringrazio perché mi dà l'opportunità di fare un appello a tutte le famiglie. Guardo proprio nella telecamera. Vi prego, cerchiamo di limitare in questo periodo di quarta ondata, di picco, ecco, se così si può dire, tutto quello che è superfluo. Festeggiamenti, visite, pigiama party, perché poi dopo ricade inevitabilmente sulla scuola. A scuola le regole sono rispettate, stiamo attenti a tutto, abbiamo dei protocolli molto rigidi che rispettiamo, insomma i genitori ne sono a conoscenza, però se poi vanifichiamo tutto con delle leggerezze, consentitemi il termine, quindi organizzando feste e festicciole, dopo inevitabilmente succede che a scuola i contagi aumentano e quindi siamo costretti poi alla DAD. Assenze al 20% nel primo lunedì dopo le feste di Natale nelle scuole che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Vivaldi di Via Chieti al Basso Isonzo. 4 primarie e 2 secondarie frequentate da 1180 alunni e nelle quali lavorano circa 200 adulti tra docenti e personale ATA. Le assenze nel nono istituto comprensivo, dice la dirigente, sono in linea con le previsioni. Il suo appello è accorato e guarda anche al territorio. Io so che il SISP è in affanno e come possiamo giudicare male il SISP? Cioè sono oberati di tamponi, di situazioni insomma al limite. I genitori facciano la loro parte fuori dalla scuola, ricorda la Ferrara, perché i loro ragazzi qui dentro sono al sicuro, per non dover ricorrere alla DAD. I dirigenti non sono a favore della DAD, vorrei chiarire anche questo, però noi facciamo la nostra parte, chiedo ai genitori di fare anche lo stesso, insomma, per quanto concerne loro.